Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. È veramente tosta. Parlare dopo l'ultima partita è veramente tosta. Io mi metto qua davanti quei pochi appunti che mi sono preso e proviamo a intavolare un discorso un po' più serio, un discorso filato rispetto al video di ieri che è stato molto più a pelle, molto più istantaneo. Proverò ad essere lucido, però vi assicuro che il rodimento di culo c'è ancora. C'è e non è poco, ve lo assicuro. Allora, la prima cosa che ho scritto è che l'atteggiamento del Cagliari nei primi minuti è stato troppo remissivo. E io direi non solo nei primi minuti, perché l'atteggiamento del Cagliari in tutta la partita, secondo me, è stato tutto quello, remissivo e non solo l'atteggiamento nei primi minuti. Un atteggiamento strano, un atteggiamento che comunque non mi aspettavo perché per quanto potessi comunque immaginare che vai a Genova e di certo non ti metti a comandare la partita, non mi sarei aspettato però nemmeno il completo opposto. Cioè, non mi aspettavo che il Cagliari diventasse succube di questa partita. Non esiste. Cioè, non può succedere una cosa simile. Perché non deve succedere. Poi ho scritto una cosa che vi giuro ragazzi, se ci ripenso mi vengono i brividi. Perché è male quando il Genoa alza il pressing nella nostra area, si perdono palloni in maniera orribile. C'è stata un'azione nel, nel primo tempo orribile. C'è un'azione, una frazione nel primo tempo in cui il Genoa ci veniva a pressare alto e noi per cercare di liberare il pallone facevamo dei passaggi che erano al limite dello scandalo perché sembravano fatti da bambini che tirano i primi calci ad un pallone, non da giocatori professionisti, non da chi fa, scusate, di questo un mestiere, niente di tutto questo, ma assolutamente niente. E non va bene, non va decisamente bene. Tra l'altro, una cosa simile si è poi riproposta sull'azione del primo gol del Genoa. Possessivamente sul gol di Torsby da parte della difesa, imbarazzante. Il danese marcato da Tsidiakos, ma Vietesca cosa stava facendo? Lasciando perdere le evidenti colpi di Azidiakos, perché non puoi permettere che l'uomo vada a colpire di testa così tranquillamente. Poi sicuramente è stato anche bravo Torsby a impattare benissimo la palla di testa. E vabbè, Azidiakos doveva difendere meglio, quello ci sta. Ma Vietesca, precisamente, cosa stava facendo? Stava coprendo la zona? Boh, stava temporeggiando un po' per poi andare a pressare qualcuno che si inseriva. Boh, stava per andare a chiudere Torsby. Boh, non lo so ragazzi, io non ho la minima idea di cosa stesse facendo Vietesca sul gol. Imbarazzante. E questa cosa non l'ho segnata, ma l'ho notata ieri e ovviamente non sono stato l'unico ad averla notata. Se tu vai a Genova e Cristo santo, la partita te la giochi con addirittura Gaetano ed Oristagno a difendere. Ci sono dei problemi di base enormi, enormi.
Perché è come se tu c'hai, con i dovuti paragoni, ricordiamoci. Però è come se tu ci avessi Vinicius Junior e tu gli facessi fa a Vinicius Junior la fase difensiva. Oristagno, Gaetano sono dei giocatori che fanno della rapidità e dell'agilità il loro punto forte. Abili anche nel movimento sullo stretto, abili con la palla, bravi nel dribbling, si sanno smarcare. Ma se tu queste potenzialità nemmeno gliele fai nascere, ma gliele fai giocare a 80 metri dalla porta avversaria nella nostra fase difensiva, dei giocatori che difensivi non sono, non ha senso. Perché ammesso e non concesso che riescano in qualche modo a rubare palla e far partire un contropiede, in avanti ci arrivano spompati. Vuoi giocare dietro la linea del pallone? Per carità, non mi piace come gioco, ma posso capire che in alcuni momenti di partita può essere funzionale o può essere l'unica opzione. E lo accetto. Posso accettare anche il fatto di giocare totalmente in 10 giocatori dietro la linea del pallone, ma se il pallone sta a centrocampo. Perché se poi il pallone avanza, io non posso vedere tutti i giocatori d'attacco che rientrano a fare la fase difensiva. Perché poi se tu vuoi partire in contropiede, non ce la fai, perché non hai più nessuno a cui appoggiarti. Oristagno sicuramente lo potrebbe fare un contropiede dalla nostra difesa al loro attacco, ma in che condizioni arriverebbe sotto la porta? Oristagno, Gaetano, ma anche semplicemente Luvumbo. In che condizioni arriverebbero sotto la porta? Totalmente spompati. E non va bene, non va decisamente bene. Non mi è piaciuto per niente. E poi un commento che aprirà la parentesi a quello che secondo me è l'enorme elefante dentro la stanza. Ho scritto, ma ci siamo scordati di come si difende. Né Di Pardo e né Azidiakos vanno su Vasquez che tranquillamente va a servire l'assist per Frendrup, tralasciando la parte del gol. Che anche lì si va a ricollegare al male quando il Genoa alza il pressing nella nostra area, si perdono palloni in maniera orribile. È strettamente ricollegato a quello. Ma veramente ieri ci siamo palesemente scordati come si difende. A me non è piaciuto nessuno dei tre centrali, nessuno, e continuo comunque a dire che secondo me Azidiakos è un ottimo giocatore e Vietesca è un buon giocatore. Non, non mi nascondo, a me continuano a piacere, ma la prestazione di ieri è stata veramente vergognosa e fa capire è palese quanto sia importante Mina in questa squadra. Perché sotto l'aspetto difensivo ti dà una solidità assurda. Tant'è. Vediamo se mi sbaglio. Poi crolla tutto. No, sto a vedere la stagione sbagliata, ok. Da quando c'è Mina, questa è la terza partita che perdiamo, perché la prima è stata ovviamente Roma-Cagliari, in cui è esordito. Poi c'è stata Cagliari-Lazio 1-3. Poi abbiamo avuto Udinese-Cagliari 1-1, Cagliari-Napoli 1-1, Empoli-Cagliari 0-1. Ah no, no, contro il Monza non ha giocato, è vero. Cagliari-Salernitana 4-2, Monza-Cagliari 1-0, ma Mina non c'era. Cagliari-Verona 1-1, Cagliari-Atalanta 2-1, Inter-Cagliari 2-2 e Cagliari-Juventus 2-2. Fino ad arrivare in questo Genoa-Cagliari. Nelle ultime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partite, Mina è stata assente due volte. Quelle due volte, una il Cagliari ha perso 1-0 e l'altra 3-0. Ha perso anche con lui in campo, ci mancherebbe, nessuno dice che Mina è il dio della difesa sceso in terra che gioca per noi. Assolutamente no, ma avercelo o non avercelo in campo fa tutta la differenza del mondo.
E io adesso non ho ben capito in realtà il motivo per cui Mina fosse assente. Probabilmente per un qualche tipo di problema fisico. Cerco al volo per capire perché io spero che possa... Sì, affaticamento muscolare, perfetto. Io mi auguro che possa ritornare contro il Lecce, perché è di vitale importanza come giocatore. La prestazione difensiva di ieri è veramente indecente. Ieri siamo stati aberranti e penso sarà il titolo di questo video. È un Cagliari che comunque, nonostante la merda, nonostante lo schifo, ogni tanto prova a farsi vedere là davanti. Lo fa in maniera sterile, lo fa in maniera sconclusionata, lo fa nella maniera più sbagliata in cui potrebbe farlo. L'unico, come ho già detto nel video di ieri, che mi sento di comunque non dargli una sufficienza, perché nessuno della partita di ieri si può meritare una sufficienza, ma che comunque ha palesemente dimostrato di volere e poter fare un qualcosa in più, è stato Gaetano. Gaetano ieri secondo me è stato il migliore dei nostri. In seconda posizione forse ci metto Ristagno, però Ristagno in alcuni momenti non mi è piaciuto e poi purtroppo ha subito anche quell'intervento al fianco che evidentemente a livello prestazionale gli è costato un po' e tant'è che poi a rientro in campo delle squadre nel secondo tempo è uscito. Anche lui speriamo non sia niente di grave perché sarà importantissimo per questo finale di stagione. Però non si va avanti così là davanti. Troppo sterili. Troppo immobili, troppo immobilismo. Male male. Poi una cosa che mi ha fatto molto ridere. Il siparietto di Azidiakos e Vietesca. Cioè, noi siamo l'unica squadra, penso e spero, che per ottenere un rigore si fa spingere da un proprio compagno. Perché Azidiakos si lamentava con l'arbitro di una spinta subita, se non fosse che a spingerlo è stato Vietesca. Poesia. Non c'è altro modo per definirlo. Pura poesia. Andiamo alle battute finali perché penso che probabilmente ne sto parlando anche troppo di questa partita e voglio cercare di mettermela alle spalle il prima possibile perché veramente non voglio ricordare assolutamente più nulla di tutto ciò. Che è... Vabbè, ho scritto speriamo che l'infortunio di Ristagno non sia grave. La cosa brutta è che di occasioni potenziali il Genoa le concede. Siamo noi troppo grezzi da non riuscire a sfruttarle. E per quanto io continui ad elogiare il Genoa e a fare i complimenti perché hanno fatto la partita che dovevano fare. Perfetta. E io faccio veramente gli applausi al Genoa. A livello di staff, a livello di rosa, a livello di presidenza, merita tutti i complimenti del mondo il Genoa. Però non hanno fatto la partita perfetta sotto l'aspetto difensivo. Perché le occasioni c'erano, le concedevano. Solo che noi non eravamo capaci al punto tale da poterle sfruttare. E io so che la mia squadra quelle occasioni le può sfruttare. Quindi è, secondo me, evidente come in realtà il Cagliari si sia assuefatto troppo dagli ultimi risultati. Abbia dato veramente troppo per scontato questa partita. Secondo me è successo che la squadra è arrivata a Genova convinta che non avrebbe vinto, ma che si sarebbe portata tranquillamente a casa il punto. Questo perché? Perché avrebbe incontrato una squadra con il Genoa già praticamente aritmeticamente salva, che non avrebbe creato nessun grattacapo. Secondo me questo è stato il pensiero di tutte le persone che avrebbero poi fatto parte della partita. Invece non è così. Perché fortunatamente il Genoa gioca e gioca pure bene.
E poi concludo dicendo l'ultimo commento, che secondo me racchiude alla perfezione il tutto. Attacco sterile, centrocampo che non fa filtro, difesa lacunosa, tutto orribile. Io penso che più di questo veramente ci sia pochissimo altro da dire. Male, 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 male. Me rode ancora il culo. E niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi, se non muoio prima, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.